Con Davide Di Pasquale, il mister del Pisana, ti lascio parlare. Una qualificazione dal termine di una stagione giocata a livelli mostruosi della tua squadra. Oggi avete rischiato qualcosina sul 2-2, poi siete stati bravissimi a trovare i 2 gol che l'hanno chiusa e Serie A. Io ero soddisfatto. La voce, tanto grazie per i complimenti. Sapevamo che comunque, anche se abbiamo vinto 3 vittorie su 3 con loro tra il campionato e Prelega, sapevamo che comunque una partita secca è una partita secca, e il 100% era scontato che tra tutte e 2 le squadre lo davano, e quindi ci siamo trovati ad affrontare una partita diversa da quelle 3 che avevamo già affrontato. È andata bene, comunque loro sapevamo, comunque organizzati e precisi nei passaggi e tutto il resto, ma oggi noi, anche se non abbiamo fatto una partita perfetta, ma alla fine il risultato è venuto, quindi Serie A. Dicevi, una partita non perfetta ma giocata comunque molto bene, sembra una squadra molto unita che sa come trovarsi, sa come giocare a pallone. Ti chiedo cosa vi aspettate l'anno prossimo da questa Serie A? Sicuramente, senza togliendo niente ai miei giocatori, quelli che già ci sono, ci vorranno sicuramente dei rinforzi in pochi reparti, perché comunque anche voi, come avete visto, insomma, non è una squadra di A2, è una squadra secondo me di A costruita per fare quello, e se non ce la giochiamo nelle prime classifiche saremo una squadra di mezza classifica, ma comunque siamo lì. Grazie mille. Sì, se c'hai 2 minuti, non ho mai ricordato, guarda, me l'ha ricordato il mio amico Alessietto, vieni adesso, posso? Me l'ha ricordato Massimo. Allora, lui è il mio DS, Massimiliano Miozzi, e lui è un grande amico mio e di Andrea Di Lorenzo, ragazzo, poteva mancare. Questo lavoro è stato fatto specialmente per lui. Solo per lui. È nato per lui. È nato per lui e poi lo portiamo avanti per lui già da 3 anni. Sì. E tra un poco arriverà anche il suo anniversario del torneo. Sempre con Andrea del Cuore, tutto quello che facciamo. Tutto quello che facciamo. Okay. Comunque onore a Davide, a mister Di Pasquale.